Ci siamo. Social Mondo torna a trovarvi ovviamente sulla pagina Facebook di Radio Salerno Village e poi da domani a 6 marzo alle ore 13 sulle frequenze di www.radiosalernovillage.it. Ma prima di tutto io devo ringraziare Tina Marinari, Amnesty International Italia, responsabile delle campagne di Amnesty International Italia. Grazie Tina. Ciao, grazie a voi per l'invito. È un piacere, è un grande piacere. Stesso piacere vale per Luca Boffa, giornalista di Radio Salerno Village. Vogliamo partire subito in quarta e fare una domanda a Tina? Senza perdere tempo? Sì. Perfetto. Tina, a te Luca. Tina, cosa ne pensi della situazione in Ucraina tu? Beh, iniziamo in maniera leggera, Tina. Una domanda semplice. Tra l'altro ho letto un tuo post molto significativo in queste ore sulla tua pagina Facebook. Sì, posso dire che siamo estremamente preoccupati per quello che sta accadendo in Ucraina in questo momento. La nostra più grossa preoccupazione ovviamente è per la violazione dei diritti umani e per la società civile. Già dalle prime ore di ieri mattina abbiamo ricevuto segnalazioni, foto, immagini, video di attacchi anche contro obiettivi civili, contro le strade, le infrastrutture, obiettivi che non dovrebbero mai essere colpiti in una qualsiasi situazione di conflitto armato. Abbiamo ricevuto informazioni anche di civili feriti e anche di alcuni morti tra la popolazione civile. Tutto questo ovviamente non dovrebbe succedere e ci preoccupa quello che potrebbe avvenire nelle prossime ore. Come Amnesty International, come organizzazione appunto che tutela i diritti umani, abbiamo chiesto immediatamente di porre fine a un uso eccessivo della forza, di non utilizzare armi non concesse, non previste dal diritto internazionale, di non fare uso di bombe grappolo, per esempio, che sono bandite a livello internazionale, ma che poi in questi conflitti in qualche modo tornano, e appunto di privilegiare in qualsiasi modo qualsiasi attività che possa mettere in salvaguardia la popolazione civile. Ovviamente è impossibile non trattare temi del genere, l'importanza di focalizzare l'attenzione fa sì che poi se ne possa parlare, si possa trovare magari anche una soluzione del tutto alternativa a quella che si può definire anche una follia umana. Tina, penso che tu ne abbia viste tante nella tua lunga carriera, ma questa probabilmente spaventa più delle altre perché veniamo da 2 anni atroci a causa della pandemia e non ne siamo ancora completamente fuori. Poi all'improvviso ci si sveglia e si ritrova con un'altra disgrazia, se così possiamo definirla. Sì, avevamo un po' tutti questo mito di come la pandemia ci avesse migliorato, di come questi 2 anni ci avessero reso persone migliori. Beh, in realtà lo scenario che si sta costruendo in queste ore, in questi mesi, che in realtà è una conseguenza in realtà di un conflitto iniziato nel 2014, non è una cosa che è scoppiata, come dire, iniziata a dicembre. Ci preoccupa tantissimo, perché ovviamente è un scenario molto ampio, non parliamo ovviamente solo di Ucraina e di Russia, ma ovviamente dell'Europa intera. E già da oggi appunto il tema non è più soltanto la società civile in Ucraina, non è soltanto la repressione delle manifestazioni e della libertà di espressione in Russia, che bisogna, come dire, che è importante ricordare anche questo. Ci sono persone che sono scese in Russia, ci sono giornalisti in Russia che sono stati bloccati per provare a raccontare le manifestazioni e la posizione della popolazione russa contraria a questa invasione. Ci preoccupa perché potrebbe allargarsi a macchia d'olio in modo abbastanza rapido, e ovviamente abbiamo tantissime armi, abbiamo materiale nucleare, ci sono tutti gli elementi per creare e dare via a un vero e proprio disastro. Volevo dire una cosina. Prego Luca, Tina ti ascolta. Ti volevo dire una cosina. Ovviamente per quanto riguarda il concetto delle armi nucleari, in realtà è molto improbabile scadere in un conflitto atomico per il semplice motivo che
non trarrebbe vantaggio nessuna delle due fazioni, ovvero NATO e Russia e i suoi alleati. Scusami, non ho capito. Togli la mascherina, togli la mascherina. Tina, in realtà il concetto di conflitto atomico, ovvero combattuto con le bombe atomiche, non ha senso di preoccuparsi, almeno per il momento, per il semplice motivo che né Russia né Stati Uniti ne trarrebbero vantaggio da un disastro del genere. Certo, nessuno vuole, come dire, prepararsi alla fine del mondo, su questo non ci sono dubbi, ma anche solo circolare, mettere in movimento tutta una serie di azioni intorno a depositi di questo tipo di materiale mette preoccupazione, anche perché abbiamo visto, insomma, che i missili vengono lanciati, e non tutte le traiettorie sono sempre perfette, che durante i combattimenti possono succedere incidenti e quando ci sono di mezzo militari, armi militari e mezzi armati che per strada, per terra, per aria attraversano territori che hanno questo tipo di depositi, c'è sempre da preoccuparsi. Volevo notare una cosa. Mhm. Volevo notare una cosa. Io mi chiamo Luca Boffa, Tina, se mi cerchi su Facebook. Luca Boffa. Ti ho inviato pure l'amicizia in questo momento. In tempo reale, Tina, hai visto? In tempo Ok, reale. allora io controllo. Probabilmente Tina tra poco accetterà in tempo reale. Sì, ti stavo dicendo, Tina. Mhm. Volevo far notare una cosa. Io praticamente mi occupo principalmente nel mio ambito giornalistico, anche giornalisticamente me ne sono occupato. La mia passione vera, oltre al giornalismo in generale, è il giornalismo sulle tematiche religiose. Mhm. Forse una cosa faccio notare, che in Russia come e quindi anche nel conflitto in Ucraina, c'è una cosa che ti faccio notare. Praticamente, come sai, la Russia e l'Ucraina sono stati cristiano ortodossi. La regionalità del cristianesimo ortodosso. Ti faccio notare, cara Tina, una cosa allucinante, che praticamente i cristiani ortodossi estremisti hanno organizzazioni armate che supportano militarmente i russi in funzione anche cosiddetta anticattolica, ovvero contro i fedeli cattolici di quelle parti. Sapevi questo aspetto? Sì, non nel dettaglio, devo essere sincera, ma quello che posso dire è che quando si parla di estremismi, che siano questi politici o religiosi, per assurdo, come insomma veniva anche raccontato nei miei studi di scienza politica, gli estremi a un certo punto si toccano, perché si arriva a mettere al centro appunto la propria ideologia, non si è più, come dire, in grado di confrontarsi in maniera pacifica, quindi la violenza, l'aggressività vengono giustificate per raggiungere il proprio obiettivo. Tina, torniamo un attimino alle cose nostre, alle cose italiane. Qualche giorno fa è stata inaugurata a Salerno, a Piazza Portanova, che è la vetrina all'ingresso del centro città, poco fuori praticamente la stazione, la panchina dedicata a Giulio Regeni. E tra l'altro al presidente della cooperativa Il Villaggio di Esteban, Carlo Noviello, è giunto un messaggio da parte di Amnesty International. Anche qui c'è stato tanto da operare, lavorare e sostenere. C'è una famiglia da sostenere, c'è anche però una verità da ricercare e Amnesty non si è tirato assolutamente indietro. Sì, la campagna per Giulio Regeni è stata una campagna nata in 10 giorni, tra la denuncia della scomparsa e il ritrovamento del corpo del 3 febbraio 2016 e vi dico che noi il 19 febbraio 2016 eravamo già di fronte all'ambasciata d'Egitto a Roma a chiedere verità per Giulio Regeni, insieme in partnership subito anche con il quotidiano La Repubblica, perché quello che noi sappiamo da esperienza per il nostro lavoro è che bisogna attirare l'attenzione subito su queste situazioni ed evitare che cadano nel dimenticatoio.
Giulio Regeni per noi, noi lo definiamo spesso un difensore dei diritti umani, perché la sua vicenda ha messo a nudo quello che è l'Egitto di Al-Sisi, quelle che sono le violazioni sistematiche dei diritti umani in Egitto. La lotta per la giustizia è lunga, è lunghissima e l'avrete letto insomma anche dai giornali, è ancora una partita ancora aperta, perché sebbene i nomi siano stati fatti, ad oggi non si riesce a recapitare appunto loro la convocazione in tribunale. È una lotta difficile e dolorosa. Devo dire che la famiglia Regeni insieme all'avvocata Ballerini hanno dimostrato una forza, una resistenza incredibile. Non è facile gestire una situazione di questo tipo, è stato molto faticoso anche per me personalmente i primi mesi, gestire le denunce, i rapporti, i dettagli, anche perché le torture che ha subito Giulio Regeni poi sono simili a tante altre torture che noi, denunce di torture che noi abbiamo ricevuto. Ed è veramente faticoso, sebbene come dire, non ci si abitua mai a lavorare sulle torture e i maltrattamenti delle persone. È un lavoro molto appassionante, ma da un altro punto di vista anche molto faticoso emotivamente, perché appunto leggere di ossa rotte o delle varie forme di tortura che vengono praticate nel mondo è molto faticoso, in particolare poi quando si parla di donne e di minori. È una campagna insomma, che noi abbiamo portato avanti per tanti anni, adesso come dire, lasciamo spazio alla giustizia, al tribunale, agli organi addetti di portare avanti appunto la battaglia giudiziaria. Speriamo appunto che alla fine, vediamo che cosa succederà l'11 di aprile, se questi indirizzi finalmente verranno diffusi e come si potrà procedere. Tina, spero non sia una domanda da $1.000.000, ma riusciremo un giorno a vivere in un mondo migliore? Non lo so, se penso che la Russia invaso Ci vorrebbe la bacchetta magica in questo momento, ovviamente, però mi auguro un giorno di essere disoccupata, quindi se così fosse. Aspetta Luca, ti concedo subito Tina, voglio una risposta a tutto questo, anche se una semplice risposta sicuramente non c'è. No, non nell'immediato, sono troppe le problematiche da affrontare e soprattutto è assurdo il fatto che oggi ci troviamo a dover tutelare, difendere diritti che magari 20 anni fa davamo per scontati. C'è stato un periodo in cui non era così forte dover difendere il diritto della libertà di espressione o i diritti delle donne. Invece negli ultimi anni, anche proprio nella nostra Europa, vediamo come questi siano nuovamente sotto attacco e minacciati in maniera costante, e quindi, come dire, non dobbiamo solo affrontare le sfide legate al cambiamento climatico, alla migrazione legata ai cambiamenti climatici, ma a queste nuove sfide dobbiamo, come dire, affiancare quelle classiche dei diritti politici storici, insomma, per i quali tra l'altro noi siamo nati, quindi insomma dal 1961 ad oggi non posso dire che insomma siamo stati liberati da questo lavoro, assolutamente. Abbiamo fatto passi in avanti su alcuni temi come la pena di morte, ma in altri abbiamo ancora tanto da fare. C'è ancora tanto da crescere. Vai Luca, prego. Volevo farti una domanda. La terza in totale. Ti faccio notare su temi come il cambiamento climatico una cosa molto seria, ma ad esempio nella comunità scientifica, a proposito di catastrofi e varie migrazioni, non solo di cambiamento climatico, a proposito in genere di catastrofi varie e migrazioni, anni fa uscì un documentario. Ho visto in un documentario che quest'argomento non so, sto dicendo con calma, tanto Tina ci aspetta, non è un problema, non va di corsi. Ad esempio
ad esempio, in un documentario della BBC fu simulato tanti anni fa uno scenario che se si realizzasse sarebbe veramente allucinante. Non è un cambiamento climatico, ma non causato a causare problemi politici. Non è un cambiamento climatico causato dall'inquinamento come quello attuale, ma un qualcosa di naturale. Uno scenario causato da una gigantesca catastrofe naturale. Questo documentario si intitolava Supervulcani. I supervulcani sono dei vulcani talmente potenti da innescare catastrofi globali, ma in questo caso potrebbero esserci risvolti politici in caso di simili catastrofi. Beh, io temo che di fronte a una catastrofe del genere non saremmo più qui a No, discutere. sai cosa si parlava? Si parlava praticamente, si sospetta che se non è potente quanto da distruggere l'umanità, ma almeno da causare caos politico mondiale. Questo era lo scenario su cui si focalizzava il documentario. È una docufiction che fu trasmessa per un autorevole programma italiano chiamato I Viaggi della macchina del tempo col vecchio stampo Alessandro Cecchi Paone. Fu così. È una cosa molto... cioè, il guaio, sai qual è? Secondo me, che anche in caso di una catastrofe naturale del genere non siamo pronti a prevedere nei casini a livello umano, non solo di fenomeni naturali, a livello umano. Ascoltiamo la risposta di Intendo, non so se hai capito. Allora, guarda, Ad esempio, dicevano falla rispondere. che catastrofi naturali di questo tipo, devo finire di spiegare, potrebbero innescare l'ascesa di regimi autoritari nel mondo. Vai Tina. In caso non distruggesse l'umanità, almeno innescare l'ascesa di regimi autoritari nel mondo. Ha senso affermare questo? Lo dice uno scienziato esperto di questo genere di cose. Allora sì, la risposta è che sì, di fronte ad una grande crisi, che anche un po' il Covid ce l'ha dimostrato in realtà in alcuni paesi, come la gestione di una pandemia, ovviamente è stata gestita in maniera diversa in base ai paesi e al regime democratico o meno presente in quel determinato paese. E basta pensare appunto a che cosa è successo in Cina con i primi casi, la limitazione alla libertà di espressione, alle attività di giornalismo. E le situazioni di crisi portano sempre a un deterioramento in generale dei diritti umani per chiunque. Quindi sì, la risposta è sì. Che cosa possiamo fare per prevenire situazioni di questo tipo? Non lo so. Se tu pensi, ti rispondo pensando anche all'Ucraina, no? Come abbiamo iniziato. Sono anni che si parla di come l'Italia e comunque i paesi europei possano rendersi autonomi rispetto alle forniture di gas o all'energia alternativa, eppure in questi 15 anni, 20 anni che questo punto è sul tavolo della politica, in realtà non è stato fatto niente per provare a rendersi autonomi, o comunque è stato fatto poco, e ad oggi appunto una delle cose che ci preoccupa di più è proprio il rifornimento energetico. Quindi avremo bisogno di politici che siano un po' più lungimiranti rispetto a quello che potrebbe avvenire, non invece preoccuparsi sempre e solo di quello che succede oggi. Anche il tema del cambiamento climatico è quello, cioè è ovvio che chi è al potere oggi non gestirà la crisi climatica di tra 20 o 30 anni. Il fatto sta che ci sono paesi come il Madagascar che si stanno desertificando, ci sono migliaia e migliaia di persone che sono costrette ad abbandonare i propri paesi, villaggi, perché sono desertificati o perché sono stati completamente inondati, eppure non c'è una risposta politica mondiale adeguata. Volevo dire un'altra cosa. Ad esempio, per darti idea dello scenario che ti ho citato, ti dico una cosetta.
Un esempio di cosiddetto supervulcano sono i campi Flegrei, scientificamente parlando, in Italia. Li conosce bene, Siamo penso. qua vicino. I campi Flegrei sono un supervulcano molto pericoloso, però dicevano una cosa: se la BBC in Inghilterra ha fatto un documentario in cui si simula a livello mediatico un'ipotetica eruzione di questo tipo, una catastrofe di questo tipo, faccio notare, ti immagini il casino mediatico se noi italiani simuleremo in un documentario una cosa del genere, a livello proprio tematico, una cosa del genere? Cioè, il guaio, sai qual è secondo me? Che i media o fanno i catastrofisti o fanno i negazionisti, le sane vie di mezzo su ste cose non ci sono. Ne sa qualcosa, Tina? Ho ragione su sto fatto, sulle sane Beh, vie sì, guarda, il lavoro con i media è sempre più complicato, devo dire, anche adesso proprio lo stiamo vedendo nelle ultime 48 ore, bisogna fare sempre molta attenzione a quello che gira sui mezzi di comunicazione e soprattutto bisogna fare attenzione a quello che gira sui mezzi di comunicazione intesi come giornali, quotidiani e riviste online e i social media, che sono due cose diverse. Mentre sempre di più negli ultimi anni si tendono a confondere, come se informarsi su Facebook sia sufficiente per La verità. capire qual è Ma il se tema. Aspetta, Una fai cosa- concludere, Tina. Fai No, concludere. Aspetta, determinati argomenti. Io sono l'ultimo della mia età, ho 27 anni, 28 anni, e ho certi argomenti sui libri cartacei. L'eccezione che conferma la regola, Tina, praticamente. Guarda, io sono amante dei libri cartacei a vita, perché li puoi leggere ovunque, te li puoi portare ovunque, puoi annotare, ti ricordi il profumo di quando li stavi leggendo. Quindi Io me è ne un vado, invito. ciao. Tina ci saluta, Luca, così all'improvviso. Accetta la mia amicizia su Facebook. Accettata. già, Luca. Va bene, sei contento? Sì, ciao. Perfetto. Ciao. È stata dura, hai visto? Lui è così, è pragmatico, decisamente. Luca, ci vediamo settimana prossima. Tina, allora torniamo un attimino a noi, tra qualche minuto ti libero e ti lascio alle tue cose. Perché un po' di tempo fa hai optato per Amnesty International? Un po' molto, devo dire. Il tutto è nato dalla visione di un film di Ken Loach che si chiama L'agenda nascosta, che raccontava le violenze di Belfast dell'Irlanda del Nord, e c'era questa missione di ricercatori che andava in Irlanda appunto del Nord a capire cosa stesse succedendo, quali erano le violenze in città, e alla fine del film mi sono chiesta: ma esiste davvero un lavoro di questo tipo? Cioè fare lavoro di ricerca e cercare di cambiare le cose, le ingiustizie. Quindi da lì ho deciso poi tutto il percorso, insomma, di studio che mi ha portato a fare una laurea, ad ottenere una laurea in scienze politiche, poi da lì un master in lobby e comunicazione. E insomma, dopo un po' di esperienze lavorative, alla fine sono arrivata ad Amnesty. È un lavoro che faccio ormai da 11 anni, e devo dire che è un lavoro che comunque non vorrei cambiare mai, è sempre pieno di nuove sfide e di enormi emozioni positive e negative, però posso dire, per esempio, la prima telefonata che ho fatto con Patrick Zaki quando è uscito dal carcere è stata insomma davvero emozionante, e poi sono quelle situazioni appunto che ti ripagano degli sforzi, delle 1000 telefonate, di tutte le fatiche, insomma, perché poi questo tipo di lavoro non ha un orario di ufficio, insomma è un lavoro che si porta avanti 7 giorni su 7, però vale assolutamente la pena. Non potevano mancare in diretta i saluti di Carlo Noviello a Tina. Auguriamoci magari qualche volta di incontrarci dal vivo, per poterti fare anche un'escursione qui alla radio, a Radio Salerno Village, e scoprire tra virgolette, perché poi lo conosci molto bene, il mondo del sociale, del sostegno a chi ha bisogno di trovare anche un po' di luce, un po' di speranza. Iniziative del genere, laboratori del genere, che idea ti danno, ti offrono, anche in un territorio salernitano che è abbastanza vasto?
Meraviglioso, penso che sia davvero fondamentale, anche perché qualsiasi campagna, come dire, no? Che possa essere contro la pena di morte, la libertà di espressione, la discriminazione, cioè sono tutte campagne, io dico sempre di prossimità, nel senso che parte dalla persona che hai di fianco. Poi sì, noi andiamo a parlare anche al Ministero, alla Camera, al Senato, alle ambasciate, ma quello è proprio veramente per me l'ultimo punto. Invece bisogna partire dalle nostre comunità, imparare a parlare di temi sociali, politici con la P maiuscola, nel senso più alto del termine, anche a tavola con i nostri familiari o durante un aperitivo con gli amici. È solo così che poi si cambia, appunto, come dicevi anche tu prima, un giorno avremo un mondo migliore e io sarò disoccupata. C'è anche un altro messaggio, Guido Polini, è sempre un piacere Oh, rivederti, cara Tina. Vedi. ciao Guido, sì, sì. Questo è il buon utilizzo dei social media. Sì, sì, assolutamente. Con Guido abbiamo lavorato un periodo insieme, quindi di lui ho un meraviglioso ricordo, insomma, assolutamente contenta di questo contatto che ha creato. Mi è parso di capire comunque che non andrai mai in pensione da Amnesty, questo è certo. Temo di no. Tina, grazie davvero e ovviamente in bocca al lupo per tutto, soprattutto in questo momento così delicato, perché sono cose distanti, sì, ma quando si parla di guerra, di blocco ai diritti umani, diritti civili, riguarda tutti, quindi noi dovremmo essere forti e dovremmo sostenere ovviamente il popolo che subisce tutto questo. Grazie a Tina Marinari di Amnesty International Italia, speriamo di vederci presto e speriamo di vederci dal vivo qui a Radio Salerno Village. Grazie. Assolutamente, grazie a voi e la prossima volta in presenza insieme. Assolutamente, Ok? assolutamente. Ciao Ciao a Tina, tutti. grazie, alla Ciao. prossima. Ciao. Ciao, ciao.